Giovani sfruttati nei bar e nei ristoranti dei centri storici a Siracusa, la CGIL propone di dare la licenza soltanto ai locali che garantiscono un salario minimo. Francesco Aloi. Salario minimo di 9 euro l'ora o niente licenza. È la proposta che la CGIL lancia al comune di Siracusa. Il turismo va a gonfie vele e a Ortigia fioccano bar e ristoranti. Spesso però i lavoratori sono sottopagati. Se da una parte la narrazione che viene data soprattutto da parte dell'amministrazione è quella di una crescita dei numeri, degli investimenti e della produttività del turismo, dietro le quinte si nasconde il sottosalario, il lavoro sfruttato. È una piaga assolutamente che va affrontata. Se la proposta dovesse diventare realtà, Siracusa sarebbe il primo comune in Sicilia ad adottare una misura già attiva in diverse città, tra cui Milano, Firenze e Napoli. Io credo che il Comune abbia da questo punto di vista gli strumenti e anche l'obbligo di lottare nei confronti del lavoro povero, del lavoro grigio, del lavoro nero. Tra i lavoratori dei locali del centro ci sono tanti giovani, ragazze e ragazzi che hanno deciso di non emigrare, ma spesso restando qui sono costretti a fare i conti con lo sfruttamento. È uno dei motivi per cui anche i nostri giovani scappano via appena possibile, perché trovano condizioni sicuramente migliori. È proprio il settore del turismo, in particolare la ristorazione, fa gola alla criminalità. Lo ha detto il presidente della Commissione regionale antimafia Cracolici. Indispensabile quindi intensificare i controlli. Agrigento, capitale italiana della cultura, dopo ritardi e polemiche arrivano i primi eventi. Davide Sardo. Agrigento è capitale della cultura 2025, ma finora più polemiche che eventi. Tra ritardi e dimissioni adesso qualcosa si muove. La presidente della fondazione, Maria Teresa Cucinotta, ha rotto il silenzio e ha presentato i primi appuntamenti. Si parte domenica 27 aprile con la cultura dell'ascolto. Protagonisti i viennesi del Kangl Forum Wien. 3 gli eventi: concerto al Teatro Pirandello, performance musicali in città il 1° maggio e gran finale il 3 maggio con una maratona sonora al Teatro dell'Efebo tra musica e degustazioni. Intanto a Lampedusa arriva Tania Bucal con Hospitium, progetto su identità e accoglienza. Non è vero che sono progetti calati dall'alto, che invece cercano il contatto col territorio. Questo secondo me è molto importante, perché finalmente si capirà questo senso della Agrigento capitale della cultura e questo volere anche essere sul territorio. Segnali concreti finalmente per un anno da capitale che ha ancora tutto da raccontare. Telemarketing senza controlli, truffe telefoniche, cellulari che squillano a tutte le ore del giorno, cittadini esasperati e spesso vittime di raggiri. Se ne parlerà con ospiti approfondimenti nella nuova puntata de Il Punto di Luca Ciliberti, in onda oggi alle 14:30, in diretta su Telecol e domani alle 14 su Antenna Sicilia. Nella seconda parte riflettori invece accesi sul turismo con un focus dedicato alle isole minori siciliane. Ci fermiamo, c'è ancora una pausa e poi torniamo con la pagina sportiva. E siamo al calcio, vigilia di match per il Palermo che domani al Ceravolo sfiderà il Catanzaro. Marco Gullà. I risultati di ieri con le sconfitte di Bari e Cesena danno una spinta al Palermo verso la qualificazione ai play-off. Fare il risultato per il rosanero domani a Catanzaro potrebbe rappresentare una sorta di ipoteca sul piazzamento nei play-off e addirittura vincere permetterebbe ai siciliani di agganciare proprio i calabresi al 6° posto. Un bivio fondamentale quello di domani al Ceravolo. Il Palermo ha quindi una ghiotta occasione per tornare in corsa per posizioni più prestigiose. Dionisi, in questi giorni di pausa legati al rinvio del match con la Canarese, ha lavorato molto sull'aspetto mentale dei suoi uomini. Dobbiamo essere, ripeto, dentro ogni partita equilibrati, perché se la partita dice qualcosa devi rispettare quello che sta dicendo la partita. Noi delle volte siamo andati un po' oltre quello che diceva la partita, ci sono dei momenti di stasi nella partita, devi capirlo, devi accettarlo, andarci sopra
e poi eventualmente tirar fuori qualcosina in più. In difesa il rientro di Ceccaroni dal primo minuto permette di ricostruire il terzetto arretrato che aveva trovato continuità prima della trasferta di Bari. A completare il reparto ci saranno Bania schierato sul centro-destra e Magnani. Segre, rientrato dalla squalifica, è largamente favorito su Verre per un posto sulla tre quarti. In attacco Brunori agirà sulla sinistra a supporto dell'unica punta, il bomber Poyampalo. Catanzaro che vorrà difendere il sesto posto con i gol del capocannoniere di Bigliemmello. Domani fischio d'inizio alle 15. In Serie C, quinto posto, domani in palio al Viviani tra Potenza e Catania. La partita sarà trasmessa in diretta TV e in chiaro su Telecolor. Francesco Triolo. Con l'Avellino ormai promosso in Serie B, gli ultimi 90 minuti saranno decisivi per i piazzamenti playoff e il Catania deve difendere il quinto posto dall'assalto del Benevento e del Potenza, avversario domani sera dei rossazzurri. Traguardo che potrà essere raggiunto vincendo in Lucania o pareggiando, a patto che il Benevento non vinca sul campo del Giuliano. Gli etnei oscillano tra il quinto e l'ottavo posto finale, piazzandosi al quinto, sesto, settimo posto. Disputeranno in casa il primo turno nella fase del girone dei playoff, disponendo di 2 risultati su 3 al 90° per il superamento del turno. La vigilia di oggi è di silenzio, annullata la conferenza stampa di Mimmo Toscano in segno di partecipazione al lutto per la scomparsa di Papa Francesco. Sul fronte squadre atteso il rientro in gruppo di Guglielmotti, assente per infortunio dal 23 febbraio, ma difficilmente avrà una maglia titolare. Toscano dovrebbe confermare Celli in difesa con Di Gennaro e Gherardi, a centrocampo Raimo e Anastasio sulle corsie esterne con De Rosa e Di Tacchio in mezzo, anche per l'assenza di Quaini. In avanti Jimenez e Lunetta dovrebbero essere prescelti per giocare alle spalle di Inglese, da capire quanti saranno i minuti che l'attaccante giocherà. Al Viviani clima piuttosto caldo, biglietti a partire da 5 euro per tentare l'assalto al quinto posto, ma il Catania non avrà tifosi al seguito per le prescrizioni del prefetto di Potenza che ha valutato la rivalità tra rossazzurri e sostenitori del Foggia impegnato a Picerno, pochi chilometri dal capoluogo. Così, per evitare possibili incontri, ha disposto il divieto di vendita dei biglietti ai residenti rispettivamente nella provincia di Catania e in quella di Foggia. La gara tra Potenza e Catania verrà comunque trasmessa in diretta esclusiva su Telecolor dalle 19, maxi versioni di diretta stadio, 4 ore di trasmissione con la presentazione dell'incontro e le voci dei protagonisti nel prepartita, le immagini live del match e un ricco post gara con le interviste in anteprima da allenatori e giocatori, tutti i risultati di verdetti della stagione regolare, incluso il quadro completo di play-off e play-out. Sfide verità per Messina e Trapani. Sentiamo Sergio Colosi. Il play-out passa da una vittoria al Francoscoglio contro la Juventus Next Gen. Domani sera il Messina può centrare un traguardo importante, scortato dall'affetto dei suoi tifosi e abbandonato da una società fantasma inadempiente. La Juventus, già qualificata ai play-off, ha numeri straordinari nel girone di ritorno, preceduta soltanto da Avellino e Cerignola. Al Messina però servono i 3 punti per raggiungere lo spareggio salvezza. Stessa formazione di Foggia, le uniche novità in panchina, assente lo squalificato Ingrosso, recuperato De Sena. Dalle sfide Picerno Foggia e Trapani Casertana potrebbe uscire l'avversario nel play-out del Messina. I Granata si giocano residue speranze di agganciare i play-off, ma oltre ad un eventuale successo contro i Campani occorre una sconfitta casalinga del Giuliano con il Benevento. Il prolungamento del contratto di Aronica, 3 vittorie dal suo ritorno, è un segnale di fiducia di Antonini. Assenti Toscano e Silvestri, confermati Barosi in porta, Kragel e Ruggero trequartisti con Anatriello unica punta. È tutto per questa edizione, grazie per averci seguito, vi lascio adesso al punto condotto da Luca Ciliberti. A tutti un buon pomeriggio.